Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da domenica. Che barba, il 20 febbraio, la sbarbata deve partire istantaneamente. Abbiamo Radio Radicale in streaming internet perché, come sapete, oggi è in corso all'Eur il congresso di azione di Carlo Calenda e baniamo, ripensando ai mega congressi democristiani che si tenevano nella zona dell'Eur, nella sede romana intestata a Don Luigi Sturzo. E mentre andiamo a preparare la rasatura col proraso verde, oggi faremo una rasatura misto europea giapponese, non in onore all'Oriente, che non ce l'ho tra le corde dell'amore. Anzi, devo dire che un po' leggendo cronache e andando al dunque sulla situazione dell'economia in Cina, che è cresciuta solo nel 2021 del 4%, che per loro è molto poco, ho un piccolo fremito di godimento nell'osservare che quelle migliaia di omini d'argilla trovati pochi anni fa nascosti in qualche angolo della Cina sono i piedi della Cina, dell'economia cinese, il gigante dai piedi di argilla. Evergrande, 300 miliardi di dollari di debiti, bolle immobiliari, palazzi deserti, ghost town costruite in Cina, raccontate dall'economista Mario De Aglio. Molto bene, andate a leggere il rapporto mutuo stipendio del 50% in Cina, quindi altissimo. Questi sono indebitati fino al collo, mentre l'odore di naftalina prepara la rasatura. Adesso vedremo come andrà a finire lo strangolamento dei noli marittimi da Guangzhou a Rotterdam, da 600 euro a 13.000, un container 40 piedi. Voi capite che aprono questa giornata, altro che il congresso di Calenda. Quando si parla di economia globale si parla di un Putin per nulla chetatosi al confine con l'Ucraina, e quindi scoppi nel Donetsk, un asilo bombardata l'altra settimana, Kamala Harris a Monaco con un importante meeting sulla sicurezza europea, e non vuol mollare l'osso. I verdi in Germania, islamizzati, andate a leggere, il Partito Verde sempre forte, sta sposando la carta fondamentale tedesca, facendo passare dei collegamenti tra l'islamismo e la Costituzione tedesca, e quindi preoccupatevi voi che vivete in terra di Germania, mentre noi oggi ci raderemo con, non per fare le esequie di nessuno, il cipresso, il 2 novembre di Donato Ciniello, ottima crema nera come il Mar Nero, come i cosmetici, che andremo a montare in diretta rubandovi un po' di tempo con il nostro Riccardo Tonarini, manico in ebano del Gabon, voi vedete che andiamo a scolare, ma non troppo, andiamo a montare. Mi occorre informarvi che l'amico Riccardo Tonarini, pregevole artigiano fabbricante di rasoi, questa è la quantità che io intendo montare spargendola sulla tazza della mia Fabergé. Ecco, ve la faccio vedere dall'inizio, così per i nostalgici delle procedure che ultimamente hanno trovato il sapone già montato, per evitare di occupare troppo tempo nei miei video che duravano oltre 40 minuti. Adesso avete visto sono ridotti a meno di 20, proprio per venire incontro a questa esigenza. E in questa spalmatura sullo sfondo voi vedete quello che è il necessario, sarà procedura per procedere a un montaggio che ultimamente vedo di non fare con troppa fretta, come mi è capitato. E saluto tutti gli amici, saluto chiaramente Alessandro, saluto Davide, saluto Fulvio, che mi auguro abbia ripreso bene il suo lavoro dopo l'apertura delle discoteche italiane, quindi un buon lavoro. Anche a Davide, che è un personal shopper della Larazza, quindi se vi interessa, avete un'azienda, volete installare macchinette e fare contratti nella provincia, nella zona di Torino, è a sua disposizione, scrivetemi il vostro interesse e vi metterò in contatto con lui. Cosa abbiamo alcune pubblicità che non sono pubblicità per Radio Orte, lo streaming radio e Caffè Roma Lounge, che sono ultimamente le radio che io ascolto in streaming per sentire anche un po' di musica, non solo notizie, mentre
coi primi giri abbiamo la necessità di montare in ciotola questo nostro 2 novembre. Il cipresso, l'olio di neem, fantastico, sono prodotti che preparano la rasatura in maniera eccellente. Ora dobbiamo chiaramente inserire un po' d'acqua all'interno della ciotola per favorire il montaggio senza renderlo troppo liquido, e quindi la situazione un po', diciamo, politicamente si riattiva. Fare un congresso in presenza per Calenda è una novità. Ha chiaramente detto già sì a Enrico Letta, ha detto chiaramente già no al povero avvocato di Volturara Appula, lo sventurato leader del Movimento 5 Stelle, l'avvocato Giuseppe Conte, già capo del governo ormai dimenticato, mentre sul dato pandemia, a parte la casa che Crisanti si è comprato in Veneto, che ha subito procurato delle invidie per molti intollerabili, anche se certamente Crisanti non si è fatto i soldi con il Covid. In ogni caso, per il momento la pandemia sembra messa da parte, la temperatura sulla costa è ottima, il cielo non è così blu, non è come un cielo sempre blu, come piaceva raccontare a Kubrick nella vita di Alex in Arancia Meccanica, come un cielo sempre blu, ma tuttavia la temperatura è molto buona. Quindi oggi siamo a metà mattina, sono quasi le 11, mentre Emma Bonino è intervenuta con un rapido intervento al congresso di Carlo Calenda, che ovviamente presta il fianco non certo a Salvini ma sicuramente a Giorgetti, che è l'anima, la spina nel fianco di Matteo Salvini nella Lega Nord, colui il quale rischia di volerlo far fuori. Giorgia Meloni nera, incazzata nera, ecco, non nera dentro, è normale che sia, mentre qua possiamo, volendo, già cominciare a pensare ad aggiungere ancora un pochino d'acqua, dopodiché possiamo cominciare a raderci per non sottrarre troppo tempo. Nera con Salvini, si prospettano in Sicilia le amministrative, qualcuno pensa a un nuovo mandato di Nello Musumeci, peraltro sapete che in Fratelli d'Italia c'è la presenza di ex uomini di Forza Italia che tenderanno anche loro a dire la loro. Tra parentesi, tutti assisi al congresso dell'Euro, erano tutti presenti, avete visto, Tajani in prima fila, quindi molto attenti a questo riformismo democratico calendiano. Il saluto di Roberto Gualtieri, che oltretutto si trova a Roma nelle ambasce perché ha grossi problemi con il mondo di mezzo, con Mafia Capitale, e si parla anche di Giuseppe Guttadauro, se volete comprate il Fatto Quotidiano e leggerete in merito cose interessanti. Sono 30 anni da Tangentopoli, ma io direi di cominciare a raderci. Questo è Sergio Cusani, voi forse lo vedete nel grandangolo della GoPro, imputato e testimone nel processo Enimont. Questa è la Tremurti, Colombo, Di Dietro e Davigo. Piercamillo, rinviato a giudizio per la Loggia Ungheria. Hanno rinviato un magistrato moralizzatore che ha voluto portare avanti una falsa rivoluzione, la rivoluzione che tale non era, si ritrova rinviata a giudizio. Ricordiamo anche Giuseppe Greco, ex procuratore di Milano, e andiamo a raderci come ho promesso. Bagniamo l'after, anzi il pre-barba dovrebbe avere già fatto il suo effetto. Bagniamo ancora il viso, si parla sempre di rasature umide, e poi passeremo anche a capire con quale ferrazzo oggi andremo in rasatura. Bene, il tocco della nostra 2 novembre made by Extra Cosmesi, settimo torinese by Donato Ciniello, ha sempre modo di esprimersi. Tra parentesi, nuove linee sono in arrivo, una linea Roma, ecco, io non ho ancora provato, ma Donato chiaramente l'ha presentato un po' di giorni fa sulla pagina Facebook extracosmesi.it. Saluto anche gli amici di Gentleman Style, tutte le pagine che mi ospitano. Montefeltro Wet Shaving, Elisabetta Pachamama Occhi, che oggi in un bellissimo video ci faceva vedere come si prepara una ciotola per una montatura di sapone. Il mio non sta montando tantissimo in viso, però cerchiamo di rendere comunque allo show di quest'oggi, comunque non uno show residuale. Ieri carri allegorici passavano nelle vie di Cecina per una festa di piazza per i bambini, comunque il carnevale
vivendo in un totale carnevale politico, insomma, non ha mai cessato di esistere, ma i coriandoli e le stelle filanti ieri si sprecavano nella piazza Giosuè Carducci, detta anche Piazza dei Bambini, uno degli angoli più ben conservati della città. Se siete in passaggio sulla litoranea all'uscita di Cecina Centro potete venire a visitare e a vedere i colori della metà febbraio, come si mescolano col mare, con l'atmosfera di questa cittadina un po' abbandonata, ma dove si cerca con affanno di tenerla insieme, migliorando gli angoli con i super bonus, di cui andremo poi a dare uno sguardo, perché il panorama che non leggo da settimane, forse da mesi, nella mia rassegna Domenica che barba, riporta anche certamente questo caso, mentre nella Fabergé continuiamo a pescare e facciamo trascorrere i canonici minuti, quando la barba è lunga si attacca molto di più al sapone, al pelo, e quindi trovate schiume meno vaporose, ma sicuramente il pennello in puro tasso su Manico Tonarini, in un 100% omega, come vedete, ricostruito. Riccardo Tonarini non è più a Montescudaio, che questo mi occorre dirvelo. L'altro giorno sono andato per una passeggiata, ho trovato solo più buchi dei tasselli della targa fuori dal laboratorio di Via della Madonna, e non c'era più. Mi ha scritto che si è trasferito a Sesto Fiorentino, dove fabbrica anche chitarre, fa anche il liutaio, quindi se vi interessa cambiare il basso contattate a Tonarini e vi farà un bel rasoio e una bella chitarra per una bella sbarbata, una bella serenata. Un saluto a Riccardo, complimentandomi con la sua maestria, e io direi a questo punto di andare a presentarvi il pezzo del rasoio, perché sono trascorsi ben 11 minuti, che sono tantissimi. Considerate che la media dei miei video, che è molto importante, sono, scusate, 12 minuti di media su un video, che per la pazienza degli italiani è tantissimo. Eccolo qua, Mühle R89, sapone tedesco, Scholze, preso col gas Nord Stream 2. Voi sapete, andate a leggere sul foglio quali sono le implicazioni della Germania dentro questa operazione sul gas. Andiamo a raderci, lavoro sempre ottimo, iscrizioni sul fondello, e andiamo con delle Feder New High Stainless, buone, cattive, ditemelo. Alessandro forse mi saprà commentare queste Feder in bustina azzurra, imbustate una per una, col simbolo di una piuma, leggere come una piuma, ma con la decisione di un taglio teutonico, che teutonico non è, perché stiamo parlando di lame made in Japan, big in Japan. Andiamo a smontare in 3 pezzi il nostro Müller 89, Gerhard Schröder, azionista, l'ex cancelliere. Andate a leggere, qua c'è anche il foglio di ieri, che sabato e domenica vale per 2 giorni. Vi consiglio, se lo trovate, andare a comprarlo, perché vi fa capire cosa sta succedendo nella povera Europa, che non è la povera patria di Franco Battiato, ma insomma siamo lì. Emma Bonino parla di Cerotti. Se volete, mentre mi raderò, vi lascio un po' all'intervento forse più importante, vista l'ossatura anche radicale, e mi rado. Bene la Feder, niente da dire. Barba di 2 giorni, anzi forse 3, precedute da rasoiate Gillette di plastica, ovvero non rasoiate, perché quei rasoi non tagliano molto semplicemente, neanche da nuovi. Figuriamoci quelli che li usano 8 volte. Ma come in un flash, a quel comunicato stampa, io mi sono vista passare davanti tutte le immagini. Non so di cosa stia parlando Emma. Più sofferenti, quelli che ho conosciuto e quelli Forse dell'Afghanistan. Giriamo e usiamo il lato pulito della Feder. Sta parlando di Pier Giorgio Welby, del referendum bocciato da Giuliano Amato, il parruccone, il presidente della Consulta. Una grande delusione radicale a cui io mi associo con solidarietà dopo tutto l'impegno. E il primo passaggio intanto è concluso. Andiamo a bagnare portandoci sul secondo. Le rasature possono essere molto rapide
se vengono effettuate con decisione, senza dilungarsi, ma il bello è dilungarsi durante la rotatura. Il Foglio, come vi ho detto, ha dedicato grandi spazi all'interno ai 30 anni di Tangentopoli. Vi farò vedere brevemente, ma è la storia di Sergio Cusani, non tanto nel suo intervento che trovate, che fece nel 1994 alla Corte, ma soprattutto quello che nel 2022 recentemente, al 17 di febbraio, a Palazzo di Giustizia, ha fatto a un convegno della ANM, Associazione Nazionale Magistrati, raccontando come l'obiettivo, a parte buttare nella polvere i politici per uso propagandistico nei confronti di un'Italia satanata di giustizia, era quello di distruggere la chimica in Italia, distruggere Raul Gardini, che venne poi ucciso perché si trovò la pistola troppo lontana dal suo comodino, nel suo palazzo nel centro di Milano. Ricorderete, lo costrinsero a vendere l'ENI allo Stato e questa fu l'operazione vergognosa che dovreste andare ad approfondire. Quindi, ricordando i martiri di Tangentopoli, andiamo a finire la seconda passata di 2 novembre extra, che ovviamente ha più facilità senza la barba di spandersi e comunque necessariamente di predisporsi al secondo passaggio. Ecco qua, io direi che senza dover andare troppo per le lunghe possiamo passare alla seconda rasatura. Prima di passare alla seconda rasatura, però, visto che ho propagandato il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, con ancora il grande contributo di Giuliano Ferrara, interessantissimo la Milano degli Spiriti, Michele Masneri, che cos'è oggi Rozzano, cosa sono oggi i Ferragnez, cos'è la Milano cambiata degli invisibili, in un libro di Jonathan Bazzi, Corpi minori, che parla di chi cerca una casa a Milano, di chi deve vivere e sopravvivere in una città dove i prezzi sono andati alle stelle su tutti. Interessante però è in merito proprio a Tangentopoli l'articolo che probabilmente però si trova dietro questo, cerco di, esatto, ultime lettere da mani pulite, 30 anni dopo i suicidi di Moroni e Cagliari. Moroni, voi sapete, questa fu la lettera che scrisse nel settembre del 92, morì suicida il 2 settembre del 92 al presidente della Camera Napolitano, e la disastrosa e drammatica lettera scritta da Gabriele Cagliari, ex presidente dell'ENI, nel luglio del 93. Voi sapete che Cagliari fu incarcerato col metodo del pool di Milano, obbligato e invitato a parlare per fare i nomi in cambio di sconti di pene. Lui, senza volerli poter fare, ma dicendo che era disponibile a farli, aiutò il pool di Milano, che poi però non lo scarcerò, rimase in galera e morì suicida a San Vittore con la testa in un sacchetto di plastica nel luglio del 94. Questa è la fine, questa è stata la falsa rivoluzione, mentre la Feder va in supplesse in secondo passaggio. Meno male che Emma Bonino doveva essere rapida, sono 10 minuti che parla, anzi sono un quarto d'ora almeno. I professori sono importanti in tutti i campi. Voi insistete molto e avete Mi disturba un herpes, ahimè. sull'educazione e sull'istruzione. Periodo un po' complicato per me, troppe cose da cui pensare, ma insomma vabbè. Che si insegnasse Chiaramente a scuola nella vita bisogna sapersi difendere dalle aggressioni, dalle pressioni psicologiche. No, il fisico ne risente, ognuno ha i suoi organi bersaglio e io vado è la cultura di questo paese che rischia di essere travolta. a prepararmi al terzo passaggio e vado a bagnare. Il povero Draghi, preso a schiaffi dai partiti, dove in Consiglio dei Ministri gli promettevano di votare il milleproroghe, poi in Parlamento l'hanno preso a schiaffi. È divertentissima vignetta di Macox, sempre sul Foglio, delle pizze tirate nel coppino al povero Draghi. Qua, quando c'è la situazione di emergenza, i partiti che non sanno cosa fare, che dicono chiamiamolo Superman, il risolutore, quando arriva il risolutore lo prendono a calci nel sedere
quindi lo scontro di Draghi con i partiti è durissimo e Calenda sta lavorando, da quanto si dice, a una rielezione di Draghi a Palazzo Chigi. Anche un po' l'amico Marco Taradas, credo che ieri non ha letto Stampa Regime, ma l'ha lasciato all'ottima Roberta Iannuzzi, la lettura del sabato dei giornali, pensa e voleva proporre una raccolta di firme per Draghi a Palazzo Chigi. Certo che se l'ambiente è questo, si capisce che insomma... Bene, andiamo a prepararci al terzo passaggio, ma vi avevo promesso, gli applausi si sprecano al Palazzo dell'Euro. Quindi il mondo progressista e il mondo radicale, che non hanno mai messo di andare per fortuna per mano, creano magari un'occasione per i laici come me, che Calenda l'hanno sempre apprezzato e continuano ad apprezzarlo, magari di avvicinarsi un po' a un voto democratico. Lo dico con molta difficoltà perché io sono assolutamente un liberale, e quindi la copertina ridicola di Conte, che pensieroso non sa dove mettere le mani. Prima di fare il terzo passaggio andiamo a parlare di due cose: uno dei bonus, le nuove frodi, ma questo ne avrete già sentito parlare, a parte i 4 miliardi di euro che è il valore delle compensazioni fiscali sospette che sono state bloccate finora dall'Agenzia delle Entrate. È molto interessante come Simone De Meo racconta che tra i vari casi di sfruttamento di questi crediti d'imposta c'è un tossicodipendente ospite in un centro di recupero che decide di darsi agli affari, apre partita IVA, rivela una delle inchieste di questi mesi e prova a cedere 400.000 euro di titoli raccattati chissà dove. Agiva a conto terzi, questo è chiaro. E non è l'unico. Una studentessa di 24 anni, senza reddito, a metà 2021 si trasforma in brasseur d'affaires e acquista crediti d'imposta per 750.000 euro. Ma la parte che è finita subito l'onore della cronaca, già 2 settimane fa, è questo imprenditore riminese che ha intercettato il telefono, racconta in preda alla pazza gioia dicendo: su sti crediti non si capisce un cazzo, nessuno ne capisce niente, faccio un po' come mi pare, io sto andando forte come un leone, ho comprato un'altra casa, ho 400.000 euro sui conti correnti che non so, di cui non so cosa farmene. E conclude: lo Stato italiano è pazzesco, vogliono essere praticamente inculati. Questo è quello che pensano, sfruttando le maglie morbide dei bonus, la malavita, e chi si è ovviamente approfittato di questo sistema bucato da tutte le parti per riuscire a truffare un mare di soldi. Questa è invece la bella notizia: il libro vola durante la pandemia, 1,7 milioni di euro sono stati giro d'affari dei libri comprati. Voi sapete anche oltretutto che su Amazon e sulle piattaforme online non si può applicare uno sconto più alto del 5% sui libri, proprio per proteggere le librerie fisiche che stanno rinascendo in Italia, purtroppo per tante che ne rinascono. Una storica della circonvallazione trionfale a Roma, che fu gestita da Angelo Dragone dal 68 al 2022, ha chiuso. Hanno messo un post su Facebook e l'altro ieri 30.000 persone sono presentate per comprare a 50 centesimi tutti i libri che quest'uomo aveva in questo piccolo negozio, dando onore alla lettura, che dovrebbe essere un ottimo esempio per la crescita delle generazioni. La crema si sta un po' asciugando, ma vi do solo un dato: le vendite sono salite nel 2021 di 18 milioni rispetto al 2020. Questa è una grandissima notizia, la gente è tornata a leggere, o perlomeno ha cominciato a leggere. Il tempo di lettura medio sono 10 minuti al giorno, purtroppo è molto poco, ma forse uno dei dati positivi della pandemia è che ci ha rinchiusi in casa a riprendere in mano dei libri, per darci un po' una struttura di informazione anche un po' più approfondita di quella che vengono emesse dalla televisione. Questo è il terzo passaggio. Direi che la rasatura si va concludendo con un obliquo molto soft, molto easy. Per avere la grande risorsa Draghi. Mi ricordo quei giorni E il Membolino nel suo intervento continua. costruendo il cosiddetto partito. Aveva promesso brevità, ma si sa che i radicali, come i liberali, ai congressi, quando promettevano brevità parlavano per 56 minuti. E abbiamo resistito e abbiamo avuto ragione. L'obliquo mi va a terminare. Un'ottima rasatura. Bene. Altre battaglie ci aspetteranno. Mentre a me sembra che E penso anche non sia rimasto nulla. fare un giorno al vostro congresso e al nostro congresso. Bene, andiamo allora a sciacquare
con acqua fredda abbondante, terminato il terzo passaggio. Saluto anche l'amico Vittorione Sgarbi che continua a scrivere interessantissimi contributi storici sull'arte e che l'altro giorno scriveva in merito al ritrovamento di quella falsa Gioconda in un ufficio della Camera, del questore della Camera, che fa parte delle bufale di cui i giornali riempiono le pagine perché non sanno di cosa parlare. Andate a approfondire, non è un ritrovamento assolutamente di valore. Fantastico. Io adesso vado a predispormi per voi a una aftershave lotion e oggi sarà, è un po' insolito perché solitamente sono questi degli aftershave feriali che si usano, non so perché, per mia idea durante i giorni di lavoro. Oggi non è un giorno di lavoro, questo è il Pino Clubman Aftershave, un'iscrizione in trasparenza, made in the USA, e andiamo a utilizzare questa benzina verde, spero non sia andata alle stelle come quella per autotrazione. In ogni caso una botta ai pori, vi chiude, vi cauterizza, senza risparmiarvi dei momenti di grande emozione, preparandovi a un giro nella vostra città, a un passaggio dall'edicolante, il caffè al bar nel vostro caffè storico. Per parentesi sto indagando su un ottimo Amaro, si chiama Amaro 1911, che è stato tirato fuori da una signora sulla vecchia ricetta di un certo barista Fassino di dinastia di baristi. Adesso andrò a provare ad acquistare, vi dirò com'è, si chiama Amaro Menta 1911, ma non voglio fare pubblicità, mi piaceva l'idea, vi ringrazio, io vi lascio alla vostra domenica, do a questo aftershave americano la possibilità di spargersi con la finestra aperta anche un po' nel cortile della palazzina ottocentesca in cui mi trovo a vivere. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata da Andrea e da Domenica Che Barba, ciao!